Si ipotizza che il nome del fortilizio sia derivato dalla presenza della vicina via Petresa o Petrosa, piccolo nucleo di epoca medievale estintosi nel XIV-XV secolo. La scalinata di restauro attualmente utilizzata ne ricalca una precedente, ricavata nella Seconda Guerra Mondiale, quando sulla cima del colle venne impiantata una postazione contraerea. L'analisi delle architetture e delle tecniche costruttive portarono a datare il complesso al XII secolo, attribuendone la committenza ai Visconti, potente famiglia di Pisa che resse il giudicato di Gallura fino al XIII secolo. Il complesso è edificato sulla ripida emergenza rocciosa alta 89 metri, dalla quale si sovrasta la parte meridionale della conca di Olbia, uno spaccato visivo della città con relativo porto. L'accesso attuale al monumento è dal versante settentrionale diversamente da quello originale, che si apre ancora ad occidente verso la scomparsa Villa Petresa. Il mastio è collocato all'estremità opposta dell'ingresso, si conserva ancora in alzata solo due lati, per un'altezza di oltre 10 metri. Al suo interno la torre era ripartita in 4 piani lignei, sostenute da mensole granitiche incassate direttamente negli alzati. Un terzo edificio rettangolare si affianca al mastio ed anche questo presenta un'ampia cisterna sottopavimentale, la cui volta è crollata. Un ulteriore vasto ambiente rettangolare si appoggia al lato meridionale della cortina, svolgendo ruolo di alloggiamento per soldati di stanza e di magazzino. Il castello di Pedres rappresenta una delle emergenze storiche più significative del territorio gallurese, un sito capace di emanare sensazioni e suggestioni che pochi luoghi sanno trasmettere.